Nuova giunta a Bassano del Grappa, Fratelli d'Italia punta al gioco di squadra, definite intanto le prime certezze. Dopo l'ottimo risultato alle elezioni, Gianni Zen e il gruppo È il Momento sono pronti a lavorare per la città. A Cartigliano, presentata la nuova giunta, il sindaco Racchella si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Operatori turistici e sportivi della Val Brenta preoccupati per una diga a favore di una centrale idroelettrica. Cinema, teatro, circo, danza, musica, la 44esima edizione di Opera Estate è pronta a partire. Rischia di restare senza medici di famiglia Grantorto, partita una raccolta di firme. L'aumento dei costi non ferma i cantieri che la provincia di Padova ha messo in opera. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento dedicato all'informazione di Bassano e dintorni. In apertura la pagina politica, perché parliamo di quella che si sta definendo, ovvero la nuova giunta di Bassano del Grappa, la nuova giunta del sindaco Nicola Finco. Arrivano le prime indiscrezioni e le prime certezze. Fatto il sindaco, ora bisogna fare la giunta. Il tempo c'è, ma non molto. Nei prossimi giorni Nicola Finco dovrà sciogliere le riserve, anche se alcuni tasselli sembrano già posizionati e da lì non dovrebbero più muoversi. Partiamo col dire che gli assessori a Bassano saranno, come noto, 7 e che la componente femminile dovrà assestarsi almeno al 40%, quindi 3 assessori donna. Tra di loro sembra ormai fatta per Giada Pontarollo, Marina Bizzotto di Impegno per Bassano e forse un assessore esterno. Difficile, anche se non impossibile in futuro, che la scelta ricada su Morena Martini. Detto della componente femminile, passiamo agli altri assessori. Mariano Scottone e Andrea Zonta si sono detti disponibili a riprendere le redini dei rispettivi assessorati, il primo allo sport, il secondo ai lavori pubblici. Un ruolo di rilievo sembra essere destinato ad Andrea Viero, ma al di là dei nomi adesso si lavora anche agli equilibri, con il sindaco che dovrà giostrarsi tra le aspettative di Lega, Democrazia Cristiana e Fratelli d'Italia. Proprio i meloniani potrebbero rivendicare un doppio assessore. Io non entrerei nel discorso dell'assessorato, di quanti assessorati. Io partirei da un presupposto, che è quello appunto del centro unito, del centrodestra unito, della capacità dei nostri anche eletti di poter portare sicuramente l'esperienza in più, sicuramente è un valore aggiunto, e con una squadra coesa. Oltretutto abbiamo anche donne all'interno del nostro gruppo che possono sicuramente ricoprire un assessorato o comunque una posizione di spicco all'interno della maggioranza. La politica è l'arte del compromesso, non è che si possa, se tutti vogliamo fare i candidati sindaci, se tutti vogliamo fare gli assessori, se tutti vogliamo fare i presidenti di alcune partecipate, probabilmente lo spazio non c'è per tutti. Il fare liti da subito credo sia una cosa che non va bene invece trovare degli accordi, ci sono varie forme, vari modi, ci saranno varie possibilità anche in futuro. Dunque niente piedi puntati a terra, ma tutti seduti al tavolo, pronti al dialogo, perché la cosa essenziale è quella di costruire il gruppo. Costruito il gruppo, poi tutto il resto ne viene di conseguenza, perché la bellezza di lavorare bene assieme tante volte è molto più appagante che un assessorato in più. E con 3 consiglieri sui banchi della maggioranza, la lista Impegno per Bassano si propone come una componente importante della maggioranza. Col 7,25% delle preferenze al primo turno, la lista Impegno per Bassano, allora alleata con Azione a sostegno di Roberto Marin, ha raccolto meno di quanto atteso. L'accordo al secondo turno con Nicola Finco, poi vincitore, non sottrae spazio all'analisi del voto. Sicuramente con un'analisi approfondita che faremo da qui ai prossimi giorni. Certamente è stato l'esploit, è il momento magari a danneggiarci, tra virgolette. Forse Impegno per Bassano ha sbagliato a puntare solo sul suo leader e come squadra magari potevamo fare di più sicuramente.
Il leader Roberto Marin aveva annunciato le dimissioni dal Consiglio Comunale appena chiuse le urne lo scorso lunedì, dopo 15 anni di attività politica diretta. In questi giorni le trattative all'interno della coalizione, che comprende Lega, Lista Finco, Fratelli d'Italia, Forza Italia e DC, vedono impegno per Bassano in prima fila anche per entrare in giunta. Noi con molta onestà, quella che abbiamo sempre portato avanti, non abbiamo chiesto nulla. Non ci aspettiamo nulla, è logico che ci sono dei desideri, però l'importante è costruire una squadra coesa che possa guidare la città con coerenza, con compattezza e con risoluzione. Mai con Elena Pavan, aveva detto il candidato sindaco Roberto Marin alla vigilia del primo turno. Dal ballottaggio sono stati esclusi entrambi. L'ex sindaca siederà sui banchi della minoranza. Impegno per Bassano, dopo l'accordo con Finco, avrà 3 posti che saranno occupati da Marina Bizzotto, Federica Finco e Paolo Bertuzzo. Da questa alleanza l'intenzione è di voltare pagina. Come giustamente ha detto il nuovo sindaco, bisogna tracciare una linea su quello che c'è stato tutto prima. Quello che c'è stato di buono sarà recuperato, quello che comprese le frizioni vanno messe da parte se si vuole portare un risultato concreto. E tra i vincitori morali di questa tornata elettorale c'è senza dubbio Gianni Zen con il gruppo È il momento. Al di là dell'esito dell'ultima tornata elettorale a Bassano, con la vittoria del neo sindaco Nicola Finco, il gruppo È il momento, che ha affiancato al ballottaggio il candidato Campagnolo, è tra quelli che hanno registrato un risultato decisamente importante. Volti giovani, ma soprattutto una gran voglia di lavorare per il bene della città, liberi da ogni condizionamento politico, come conferma Gianni Zen, che siederà nei banchi dell'opposizione assieme a Manuel Remonato e Giulia Moro. È stato riconosciuto come novità e soprattutto quella freschezza che noi abbiamo cercato di proporre sin dall'inizio. Cominceremo da subito a fare delle proposte in positivo. Quando abbiamo incontrato Nicola Finco e la sua delegazione nella consultazione prima dell'apparentamento, abbiamo fatto delle proposte e avremo anche la responsabilità di continuare a farle. Noi continuiamo in questo percorso in qualche modo di rinnovamento della politica, questo è ben presente, ne siamo ben consapevoli e sentiamo questa responsabilità. E insomma, questo per quanto riguardava la politica di Bassano, con chiaramente tutti gli aggiornamenti e gli sviluppi che noi vi racconteremo giorno dopo giorno. Restiamo all'interno della pagina politica, ci spostiamo però a Cartignano, dove è stata presentata la nuova giunta del sindaco Germano Racchella. Il sindaco Germano Racchella ha presentato la sua nuova giunta, un mix di conferme e nuovi assessori per continuare il percorso amministrativo intrapreso 5 anni fa, che ha portato il paese ad inaugurare la nuova Piazza Concordia, che ha ridisegnato il centro di Cartigliano, senza dimenticare gli investimenti per scuola, sociale e sicurezza. C'è il nuovo inserimento di Eva Agnoato come assessore all'istruzione e alla formazione, poi il vice sindaco rimane sempre Andriolo Orazio, l'assessore al bilancio Valerio Borsato e al sociale Nicoletta Bresolin. Come di consueto, che ho sempre fatto, comunque ogni consigliere avrà delle deleghe ben specifiche, questo per renderli partecipi realmente della vita del nostro comune. Sempre più spazio ai giovani, sia per gli obiettivi futuri che per il coinvolgimento nella vita sociale. Nonni sarà tu, che avrà le deleghe delle politiche giovanili, si è già attivata, infatti stanno predisponendo i componenti della nuova consulta giovani. Le altre 3 consulte sono quella dei quartieri, delle attività produttive e dello sport. Germano Racchella si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe dopo una campagna elettorale condita da più di qualche attacco da parte della lista sfidante. Lista che fa già segnare le prime defezioni con Gianluigi Pellanda, candidato sindaco sconfitto alle urne, che si è già dimesso. Non lo trovo corretto nell'averlo fatto. Ha voluto in parte chiarire gli attacchi che abbiamo avuto nella campagna elettorale. Quando ci vengono a dire, ad esempio, che i fondi che abbiamo preso dai PNRR, poi i cartiglianesi nel 2030 li devono tornare indietro, non è assolutamente vero. Sono stati fondi a fondo perduto, ben 4,5 milioni, che ci hanno permesso di realizzare le opere che ci eravamo prefissati. Chiusa la pagina politica, adesso ci spostiamo in Val Brenta, perché operatori turistici e sportivi sono preoccupati per un progetto di una diga a favore di una centrale idroelettrica.
È una spada di Damocle che da decenni incombe sulla Val Brenta. Risale ormai a 30 anni fa, 1995, la richiesta della ditta Crestani Claudio di Bassano del Grappa di realizzare una diga in località Pian dei Zocchi, località San Nazario. Lo scopo era intercettare una parte del corso del fiume Brenta per alimentare una centrale idroelettrica tramite un canale di derivazione. Porterebbe via un tratto di fiume, ma soprattutto anche l'imbarco e le possibilità di manovra e di lavorare in sicurezza con i ragazzi su questo tratto. Nello stesso punto esisteva già una piccola centrale Enel dismessa a seguito delle alluvioni del 1966 e gli operatori del settore turistico e sportivo sono preoccupati. Noi siamo un po' sconcertati perché in questi anni abbiamo investito molti soldi per difenderci da questa centrale idroelettrica assieme alle varie associazioni, la Federazione Italiana Canoa che ha speso anche tempo e anche verifiche e relazioni per dimostrare il fatto che ci vuole un minimo di acqua, appunto questi 20 metri cubi, minimo 40 sarebbe ideale, ma 20 è il limite di sicurezza. Dall'attività svolta in questa parte del Brenta sono nati campioni che poi si sono messi al collo medaglie olimpiche come gli ori di Pierpaolo Ferrazzi a Barcellona nel 92 e Daniele Molmenti a Londra 2012. Per fare attività serve una portata minima tra i 20 e i 40 metri cubi al secondo che questa centrale strozzerebbe. Siamo un po' sconcertati perché non sentiamo tanto la regione, soprattutto che ha in mano questo certificato di impatto ambientale. Siamo ancora qua che discutiamo, spendiamo soldi per niente, dovremmo concentrarci invece sullo sviluppo del nostro territorio e sulla messa in sicurezza. Voltiamo pagina, parliamo di cinema, teatro, circo, danza e musica. Insomma, parliamo della 44esima edizione di Opera Estate. Il filo conduttore dell'edizione 2024 di Opera Estate per il terzo anno sarà quello delle relazioni. Si parte con la rassegna Cinefestival che da lunedì 1 luglio al 26 agosto proporrà 57 film proiettati in mezzo al verde del Giardino Parolini di Bassano. Le pellicole più interessanti dell'ultima stagione cinematografica, tanto cinema italiano, tanto cinema europeo, ma un gran viaggio intorno al mondo proprio attraverso la cinematografia. Per i film italiani ed europei, la maggioranza di quelli in cartellone, il biglietto d'ingresso sarà di 3,50 € anziché 6. Bassano, Lusiana Conco, Mussolente, Nove, Pove del Grappa, Riese Pio X, Rosà e Rossano Veneto faranno invece da scenario al Minifest, rassegna di 21 spettacoli per bambini e famiglie che partirà col prossimo weekend in versione internazionale. Assolutamente da non mancare perché sono degli spettacoli quest'anno davvero coinvolgenti, divertenti, una vera esplosione di linguaggi diversi ma che tengono incollati i bimbi e le loro famiglie davvero ad assistervi. E per l'8ª edizione nei quartieri di Bassano girerà la biblioteca itinerante Marlene Storia a pedali. La bicicletta diventa biblioteca stessa, andiamo nei quartieri, leggiamo storie e poi alla fine delle storie i bambini possono prendere a prestito i libri, come se fosse una biblioteca che si muove dal territorio abituale per andare nei parchi e in zone magari meno conosciute del territorio del comune. Parliamo adesso di imprenditoria vicentina in crescita. L'imprenditoria vicentina e l'Europa, un rapporto che riesce ad abbinare coraggio, lungimiranza e innovazione tipici del nostro territorio alle nuove possibilità di espansione che l'Europa offre insieme a nuovi stimoli e nuove frontiere da attraversare. Lo stato di salute dell'imprenditoria di casa nostra, e parliamo del settore metalmeccanico, è in crescita dopo un periodo difficile contraddistinto da Covid, guerra e bolla economica. Adesso si sta in quello che definirei un momento di pausa che ci sta permettendo però di riacquisire le energie che abbiamo speso in questi 4 anni che sono stati impegnativi per le nostre persone, per il nostro territorio, e ci prendiamo il tempo di riorganizzarci, di portare avanti i nostri piani. Probabilmente stiamo vivendo un momento di avvallamento del mercato, questo è innegabile, però il mercato c'è, esiste. Stiamo attraversando una delle sfide più importanti per la mia epoca,
parlo della nostra generazione, che è quella di ricostruire il paradigma della produttività. Forza e volontà di crescita che vengono confermate anche da operazioni improntate verso quest'ottica, come nel caso dell'acquisizione da parte dell'azienda Omis di un'importante realtà produttiva emiliana. Tra le sfide del presente e del futuro dell'imprenditoria veneta in Europa c'è anche quella contro la troppa burocrazia. Sappiamo che ci sono delle problematiche abbastanza importanti nel riuscire a portare avanti un progetto. Quello che abbiamo visto noi nella nostra piccola esperienza è riuscire a mettere insieme persone che possono essere degli enti della pubblica amministrazione o una comunione di intenti più in generale, riuscire ad accorciare i tempi per allineare il pensiero delle varie entità. Questa è la prima problematica che io credo dobbiamo risolvere. Lo sport è stata dedicata al ciclista Cipriano Chemello la terza tappa del Veneto Under 23 partita oggi a Romano De Zellino. Il via alla corsa è stato dato proprio davanti a casa Chemello, un omaggio al campione del mondo nel 66 nell'inseguimento a squadre su pista e 2 anni dopo bronzo olimpico a Città del Messico. È importante ricordare i campioni del passato, soprattutto quando questi abitano nei territori, hanno vissuto i territori in cui noi oggi calpestiamo il terreno. Chemello ha corso anche su strada con Gimondi, vincendo 3 tappe tra Spagna e Francia. Anche dopo il ritiro dalle competizioni non ha mai lasciato il mondo delle 2 ruote, coltivando la crescita di molti giovani. Soprattutto è stato campione di vita, di onestà, di valori. E essere qui a distanza di anni dalla sua scomparsa con i familiari, la moglie e la figlia, che ringrazio per l'ospitalità, significa che la sua semina è stata buona e ancora oggi si raccoglie. E a proposito di sport, è entrata nel vivo la kermesse del win-win. Continuano le emozioni di questa 10ª edizione del Win-Win a Rosà. La pioggia non spegne l'entusiasmo, anzi lo fa crescere ancora di più, perché questa sera il tifo è tanto, anche se si gioca poco. Un'occasione in più per divertirsi, per socializzare, per fare del bene e soprattutto per divertirsi in questa lunga, magica estate rosatese. Non c'è edizione del Win-Win che si rispetti senza una visita nelle cucine con gli splendidi volontari. Quest'anno 10ª edizione, cosa si cucina di buono, di speciale? Patate, 1, stanco da spedo, 2, carne griglia bistecche. Come stanno andando le cose quest'anno? Bene, bene, dai. Cioè magari più giorni dove ci sono più gente, ovviamente, magari qua fine settimana che siamo tutti a casa, che vengono di più, però sta andando bene. Ma il meglio deve ancora venire, perché nelle fasi finali che poi cresce l'entusiasmo. Come si lavora qua in cucina? Bene, bene, c'è un bel clima di divertimento e secondo me è quello che conta, secondo me. Le sfide intanto si susseguono e le classifiche iniziano a delinearsi, ma per i primi verdetti c'è ancora da sudare. Le fasi calde del torneo sono tuttavia pronte a incendiare tifosi e appassionati sotto il cielo di Rosà. Pagina dell'Alta Padovana rischia di restare senza medici di famiglia. Gran torto. A fine 2023 hanno raggiunto l'età della pensione 2 medici. Il terzo è ancora in servizio, ma solo per 2 anni, grazie alla proroga ottenuta per garantire la formazione di una specializzanda che a Gran Torto ha un contratto firmato dall'ULSS 6 Euganea fino a novembre 2024. È emergenza medici di medicina generale nel paese di 4.600 anime, noto come il paese dei centenari. 2 cittadini in secolo di vita lo hanno già raggiunto, altri lo
faranno a brevissimo. Non avere il medico di famiglia preoccupa i residenti e in particolare il comitato La Voce di Grantorto, che da 2 giorni è partito con una raccolta firme che punta a raggiungere rapidamente le 1500 sottoscrizioni, lanciando una richiesta di aiuto anche al comune perché si attivi per la realizzazione di un ambulatorio adeguato che possa essere attrattivo per un o una giovane professionista. Dramma nel dramma, non ci sono posti liberi per i cittadini di Grantorto dai medici dei paesi vicini, Gazzo Padovano, Carmignano di Brenta, San Pietro in Gu. Per avere un'assistenza sanitaria i cittadini dovrebbero raggiungere Piazzola sul Brenta o Limena. L'aumento dei costi non ferma i cantieri che la provincia di Padova ha messo in opera. L'investimento è di oltre 45 milioni di euro. Di questi, un po' per far fronte agli aumenti, un po' perché avevamo già messo risorse nostre, mettiamo circa più di 4 milioni e mezzo, il resto arrivano dal PNRR. Nel caso specifico del selvatico c'è anche un significativo contributo da parte della Fondazione Cariparo con 2.250.000, perché in quel caso, oltre che rifare una scuola, si va ad intervenire su un elemento architettonico di pregevole interesse e quindi la Fondazione ha dato un contributo perché quello diventa anche un vero e proprio museo per la città. La provincia mette mano ai propri fondi per far fronte all'aumento dei costi delle materie prime per i progetti finanziati dal PNRR. Un piano di interventi che è passato da 34 a 45 milioni di euro. Le opere che l'ente ha messo in campo riguardano l'edilizia scolastica e riguardano molte scuole della provincia di Padova. Da Palazzo Santo Stefano garantiscono che il termine dei lavori sarà rispettato. Noi abbiamo bandito tutte le gare che erano relative al PNRR, in alcuni casi i cantieri sono già ben avviati, il Selvatico, il Pietro d'Abano, l'ampliamento dell'Einstein a Piave di Sacco, la sistemazione del San Benedetto a Montagnana, sta partendo adesso a breve il miglioramento sismico del Meucci Fanoli a Cittadella. Questo anche a dire che gli interventi sono veramente in equidistanza non solo per la città ma anche per tutta la provincia. Interveniamo su molti plessi, siamo soddisfatti di questo, abbiamo qualche piccolo problema in qualche cantiere ma che risolveremo e l'obiettivo è quello di spendere bene queste risorse, di migliorare le nostre scuole, di farlo entro il termine stabilito che è quello appunto della metà del 2026. La necessità di attingere al bilancio della provincia si è reso necessario visti gli aumenti delle materie prime. Non poteva che essere così, sottolinea il vicepresidente della provincia Daniele Cannella, vista l'importanza dei fondi del PNRR. Io credo che un grande risalto vada dato al lavoro dei collaboratori, del nostro personale dipendente, di tutti i nostri collaboratori esterni che ci hanno permesso di mettere a terra tutti questi milioni di euro di investimenti, in particolar modo sui nostri edifici scolastici. Devo anche per onor del vero citare chi si occupa delle gare, degli appalti, che quindi insomma dai tecnici, quindi fin dall'impostazione, la progettazione, l'appalto, chi segue i cantieri, insomma tutte le persone che sono circa una ventina a livello di struttura provinciale che si stanno occupando di questo e che ci stanno insomma permettendo di distinguerci in ambito appunto di gestione di queste risorse. In prima serata il focus del nostro direttore Luigi Baccialli, ospiti di questa sera Sonia Brescacin, Corrado Cortese, Settimo Gottardo, Giancarlo Iannicelli, Giulia Princivalli, Francesco Vianello, Giada Vianello e Marco Zabai. È davvero tutto per questa edizione, come sempre vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e vi auguro un buon proseguimento di serata sempre su Rete Veneta.